Da un paio d'anni stiamo seguendo la situazione di crisi di Fora il Palzileri con un grande rapporto con i sindacati, con il territorio e anche avendo trovato un linguaggio con il fondo proprietario. Per noi l'importanza è la continuità di impresa in quello stabilimento, la salvaguardia del maggior numero di posti di lavoro, di competenze importanti per il settore delle confezioni. Con l'avvio del mese di luglio è iniziato il periodo di proroga della cassa integrazione straordinaria dei lavoratori della Foral Palzileri di Quinto Vicentino, un periodo di tempo indispensabile per poter analizzare con la dovuta attenzione il piano industriale che punta a risollevare le sorti dello storico marchio vicentino di manifattura tessile d'alta gamma. Il ruolo della Regione Veneto è stato strategico per concertare le richieste dei lavoratori con le proposte degli imprenditori interessati a rilevare l'azienda e marchio. Fondamentale l'impiego della Giunta regionale ad adottare la finanziaria Veneto Sviluppo per un intervento diretto a supporto della reindustrializzazione del sito produttivo originario. Nei prossimi 12 mesi ai 114 lavoratori rimasti dei 250 originari verranno proposte una serie di iniziative formative utili per il reimpiego successivo. In questo momento la cosa rilevante è che siamo riusciti a guadagnare del tempo attraverso anche l'accordo che i lavoratori hanno siglato con il fondo per allargare e coprire con ammortizzatori sociali un tempo che ci deve servire per valutare le diverse opportunità di reindustrializzazione. Oggi ci sono alcune proposte di imprenditori per tornare a produrre nella maniera più utile alla valutazione e alla valorizzazione del sito e delle competenze le stiamo vagliando.